Buongiorno ragazzi, oggi calamari con pomodoro, quindi abbiamo comprato due calamari stamattina ma congelati perché ripeto non vale la pena comprarli freschi anche perché vi daranno sempre quelli congelati, quindi la miglior cosa, specialmente poi sotto le feste, comprateli congelati, fate più bella figura. Quindi abbiamo soffritto, abbiamo messo, ciao avvocatello, abbiamo messo olio extravergine d'oliva, lo puoi guardare anche qua, quindi io ho usato il farchioni, poi ognuno usa quello che vuole, Perché guarda, sono tutti congelati, avvocatella, la maggior parte qui in pescheria avevano tutti gli occhi appannati, quindi erano già decongelati, quindi che serve a comprarli decongelati? Non serve a nulla. Quindi poi userò la Petti, io la passata questa qua, ma giusto un poco perché non è che li voglio fare proprio col sugo, quindi una cosa così, non troppo pomodoro. Quindi ho messo aglio biologico, extravergine di oliva, adesso ho messo il bicchiere di vino bianco, adesso sto aspettando che diciamo sfumano ragazzi, quindi diciamo stiamo proprio in diretta mo. Quindi diciamo che non mi fido anche perché ho fatto il pescivendolo, so benissimamente che sì sì con la pasta, sì sì, e questo mo sto facendo sfumare il vino poi con la pasta, sì sì. Però voglio dire io, andate al supermercato, in pescheria, li vedete belli tranquillamente ragazzi che sono decongelati perché basta guardare l'occhio. Spaghetti normale, avvocato, ci manteniamo sul classico diciamo. Quindi spaghetti sicuramente. Quindi diciamo che, ripeto, non comprerei mai diciamo, i calamari freschi, anche perché non esistono, a meno che non vado a porto, allora è un'altra cosa, lì diciamo è diversa la situazione. Perché ripeto ragazzi, in tutte le pescherie l'ho fatto il pescivendolo per mestiere, nessuno vi darà mai i calamari freschi. Se li trovate freschi ragazzi, ci vogliono senza esagerazione in questo periodo poi di dicembre. Ma io ho comprato questa qua della Orogel, quindi diciamo che è buono, Orogel mi fido, la verità. Alessà, calamari, eccoli qua. Calamari con pomodoro, quindi spaghetti con calamari al finale. La Orogel va bene, avvocate, però comprali sempre sporchi, non puliti perché puliti non vanno bene, devi comprarli sporchi e li devi pulire tu. Quindi questo lo consiglio proprio perché sennò ti fanno il pezzo, come dico io. Quindi l'ho fatto per mestiere, ragazzi, ci sono un sacco di imbrogli e vi posso assicurare che dopo vi fanno, se ve li danno pulito, no, 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 voglio fare spaghetti con calamari, adesso è classico. Quindi diciamo ragazzi, metteremo un po' di, eccolo qua, lo facciamo proprio due persone, avvocate, no, due. Abbiamo messo ragazzi, quindi abbiamo fatto la diretta proprio oggi. Mettiamo un po' d'acqua, eccolo qua. No, guarda, adesso anche a me bastava, questo è poco per me, però ti dico la verità, avevo promesso di stare a dieta e quindi mi devo mantenere fino a Natale. Sì, sì, ho detto che non mangiavo pasta e pane fino al 23, però la tentazione è più forte, ragazzi, quindi diciamo che a finale andiamo a coprire, alziamo un po' la fiamma e diciamo che la tentazione è forte, ragazzi, però fino al 23 devo fare un po' di sacrificio, quindi non mi voglio scassare, voglio aspettare le feste, quindi già l'Immacolata comunque si mangerà, quindi voglio aspettare un pochino, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi saluto, quindi buon appetito a tutti. Io attendo che qui esce a bollire tutto, poi 20 minuti e potremo menare la pasta e mangiamo. Quindi ragazzi, buon appetito a tutti e ci vediamo dopo. Perché dopo devo fare un'altra. Sì, sì, faccio la foto nel finale, la metto sì. Dopo devo fare. Adesso cambio ricetta perché
voglio fare la verza stufata con le costine di maiale. Quindi questo è il primo, Alessandro, il secondo ancora deve venire, capisci? Quindi questo è per sporcare i denti. Poi adesso faccio la verza stufata con le costine di maiale. Sì, sì, leggero, avvocate. Mastello, Mastello, vedi? Sta incominciando, diciamo, a partire, quindi ragazzi mi metto all'opera per fare pure, diciamo, ciao, buongiorno, Master, per fare, diciamo, la verza stufata, anche se la faccio in modo bollita, non la faccio pesante, Jasmine la faccio bollita, non faccio sfriggere costine, sa, sedano, faccio bollita, quindi non la faccio in modo pesante come ho fatto qui, che ho fatto sfriggere i calamari, l'aglio, no, la verza la faccio più leggera. Se no dovrei sfriggere tutto, aglio, cipolla e sedano, sfriggere le costine e poi mettere la verza bella tagliata sopra, e però è una bomba così, quindi farò l'inverso, quindi bollita. A te ti basta solo questo che sto facendo, e vabbè, almeno. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci vediamo dopo. Semmai dopo vi faccio vedere la verza come è venuta, quindi adesso faccio quell'altra cosa. Quindi metto questo sul fornello piccolino, tanto 20 minuti è poco. Si può stare sul piccolino, tanto è ancora prestino ancora, non è che stiamo tardi. Ma qua però Giuseppe Parole. No, ogni tanto a già pariare, quindi ogni tanto devo fare qualche ricetta, diciamo, non ricetta perché non è una ricetta, in effetti è quello che mi mangio io oggi, quindi non è che sono ricetta al finale, è quello che mi mangio. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, voglio andare a tagliare un attimo la verza così la preparo già, così faccio anche un po' di verdure, che fa la verdura? Non ce la mettiamo vicino, dai. Che facciamo? Solo il primo piatto qua, un po' di verdura ci vuole. Vabbè, ciao Avvocatella, ciao Alessandro, ciao Jasmine, ciao a tutti.